bentrovati. Prepariamo oggi un altro piatto particolare, buonissimo. Come vedete avete visto delle patate. E cosa facciamo? Facciamo degli gnocchi questa volta. Gnocchi che vanno preparati ovviamente con patate e farina. Ma una chicchetta che io farò questi gnocchi verdi. Quindi metterò all'interno dell'impasto degli spinaci o se della bietola, se avete la bietola, insomma non è quello il problema. È giusto colorarli, farli verdi ed è anche un modo particolare di far mangiare la verdura ai vostri bambini. Questa è una ricetta che facevo sempre alle mie nipoti quando erano piccoline e ne andavano matte. Nello stesso tempo gli facevo mangiare la bietola o gli spinaci perché li mettevo all'interno degli gnocchi. Poi, una volta preparati questi gnocchi, facevamo un bel sugo e io li mettevo poi in una teglia al forno e loro impazzivano. E nello stesso tempo utilizzavamo sia la verdura e sia la pasta, per cui mangiavano tutte e due le cose. Messa così la verdura è un po' triste, quindi i bambini, insomma, non è che la gradiscono, però mischiata negli gnocchi era una bellezza. E quindi io mi sono portata un po' avanti con la lavorazione, per cui mi è rimasta giusto una patata, perché gli gnocchi, vi ricordo, rispetto ai cavatilli, diciamo è tutta patata, c'è poca farina, invece i cavatelli è il contrario, per cui noi li facciamo così, schiacciamo le nostre patate. Ovviamente il sugo da mettere sopra è a vostro piacimento. Io per le bambine mettevo un sugo, ci mettevo anche della carne trita dentro, in modo che impreziosiva un po' di più. Se no va benissimo anche, noi oggi abbiamo preparato un sugo semplice di salsa normale, senza niente di che in più, perché già per noi adulti è già tanto. La patata, il sugo, gli spinaci, voglio dire, già siamo a buon punto, quindi è inutile appesantire ancora di più il discorso del condimento. In questo caso noi chiediamo a Bina, intanto, Bina, ci sei? Bina? Non ci sente, forse oggi con i collegamenti un pochettino c'è poca linea, quindi abbiamo dei problemucci. Speriamo che Bina riesca a sentirci prima. Bina, intanto noi ci finiamo questa preparazione, così poi impastiamo. Sì, ci sono. Ciao a tutti, ciao Graziella. Perfetto. Ci sono. Ci sono. Ci sono. Bina, ti sento male. Oggi ho detto già che abbiamo dei problemini di collegamenti, non so perché, forse c'è qualche problema di linea. Non lo so, io ti sento. Tu mi senti? Sì, adesso sì, adesso sì. No, stavo dicendo, Bina, stiamo Perfetto. preparando questi gnocchi. Questa volta rispetto ai cavatelli e molte patate e poca farina, e in più metto nell'impasto anche degli spinaci per fare questi gnocchi verdi che proprio per far mangiare anche la verdura ai bambini, e la camuffiamo, perché con i bambini molte volte devi camuffare le cose per riuscirli a fargliele mangiare. Intanto tu cosa ci dici di questo prodotto? Patata, farina e spinaci, diciamo come prodotto di primo piatto. Poi dopo il condimento ne discutiamo con calma dopo. Certo. Allora, partiamo subito dagli spinaci che quest'oggi vediamo in maniera esagerata, ma va benissimo. Contengono ferro e sono utili per appunto chi soffre di anemia. Hanno vitamina A, acido folico. Scusami Bina, ti interrompo un attimo. Scusami. Ti ricordavi? Bina,
Cosa? Ti interrompo un attimo perché mi sono scordata di dire Sì, mi che gli senti? spinaci prima di metterli nell'impasto Sì, li devo frullare un pochettino, quindi li passo un attimo al frullino, scusami, un attimo, tranquilla, tranquilla. ecco qua, in modo che poi vanno meglio, si lavorano meglio, ecco, puoi continuare Bina con Certo. i tuoi consigli preziosi. Sì, allora sicuramente hai fatto un ottimo intervento nel frullare un po' gli spinaci perché essendo delle verdure ricche di fibra, così vai a spappolare la fibra e la rendi più dolce, più lavorabile in questo senso. Comunque, stavamo dicendo che sono, oltre al ferro e vitamina A, sono ricchi di nitrati e aumentano la forza dei muscoli. Non so se ti ricordi Braccio di Ferro ai nostri tempi, il cartone animato, E come che no, come no. appunto, ecco, praticamente mangiava gli spinaci per i bambini, quindi da lì si creava questa forza immensa, ma proprio per far mangiare i bimbi. Contiene luteina, è ottima per gli occhi. Pensate amici, per 100 grammi di prodotto abbiamo soltanto 31 calorie. È ricca di acqua, di zinco e di vitamine del gruppo B e sono utili per l'intestino in quanto aiutano la stipsi e facilitano l'espellere delle feci, in quanto contengono mucillagini, quindi per chi soffre di stipsi è un toccasana. È ottimo per il cuore, è davvero un connubio di sapori, anche se quel sapore un po' più fibrotico rende più rugoso a livello nutrizionale poi l'impatto con le papille gustative. Poi abbiamo appunto la farina è un carboidrato e appartiene ai prodotti amidacei, ricca di fibre e viene appunto adoperato per le lavorazioni di dolce o comunque di pasta o affini. E poi appunto non poteva mancare la patata, come hai detto tu giustamente, per quanto riguarda gli gnocchi abbiamo una quantità superiore rispetto ai cavatieri. È ovvio che le patate sono dei tuberi ricche di fibra, potassio, magnesio, vitamine del gruppo B, in particolare B6, riducono la pressione arteriosa, sono molto digeribili, contrastano l'acidità dello stomaco per esempio pazienti che hanno reflusso gastroesofageo, hanno azione diuretica e depurativa, utile per il funzionamento del sistema nervoso, sono ottimi per appunto la diarrea e conciliano il sonno. Sono ricostituenti con appunto per la stitichezza e lenitivi per lo stomaco, oltre al fatto che accentuano, grazie a delle proprietà che hanno, il sonno. Attenzione amici perché dobbiamo comunque utilizzare le patate sempre cotte perché essendo ricche di solanina che è una tossina possiamo poi avere poi effetti indesiderati quali mal di stomaco, mal di testa o altro. Esistono più di 2000 varietà di patate, ma noi a livello commerciale conosciamo quelle di pasta gialla, quelle rosse e quelle viole, ricca di flavonoidi, quindi antiossidanti naturali. Bene, bene, noi ci siamo quasi, il nostro impasto è pronto anche perché, ve l'ho detto, diciamo qua sono più morbidi rispetto ai cavatirli, quindi possiamo passare tranquillamente a fare i nostri gnocchi. Prendiamo un coltello, scusate un attimo ma mi devo lavare le mani perché se no non riesco a lavorare e quindi si appiccica troppo poi là. Purtroppo sono pratiche che in cucina, scusate vi do le spalle forse. Ecco qua. Praticamente poi Bina il fatto di prepararli è il suo a nostro piacimento. Intanto noi facciamo gli gnocchi, io Certo. questa volta li faccio pure grandi perché lo gnocco deve essere più grande, non c'è niente da fare. Facciamo dei belli gnocconi. Sei una gnocca proprio, eh?
Non Eh, scendiamo nel volgare, Anche ma... perché gli gnocchi contengono meno carboidrati rispetto alla pasta e al riso, o pizza o pane. Ah sì? Ah però, Certo, perché ha duplice funzione, è un carboidrato, ma ricordiamo che è un ortaggio. perfetto. Ovviamente con le quantità qua. Guarda, ti posso dare una chicca se lo vuoi. Certo, i Eh, tuoi In consigli sono effetti, tutti preziosi. la Dimmi. patata ha veramente un ottimo alleato, per esempio per le scottature, se in estate andiamo al mare e ci bruciamo, abbiamo queste scottature, i primi caldi, la patata cruda messa sulla parte, diciamo, dell'ustione o comunque dell'arrossamento ha potere lenitivo oltre all'aloe. Ma che meraviglia! Vedi quante cose si scoprono e diciamo confrontarsi è veramente una cosa meravigliosa perché Certo, ci si arricchisce di tante cose che magari uno non sa o comunque che non conosce ed è molto importante questo fatto sì, qua. sì. Perché Anzi, ti dirò di più, per rendere lo gnocco molto più leggero, perché già è un alimento non tanto calorico, si possono ottenere le patate tagliuzzate prima di bollirle nell'acqua, in modo tale che così l'amido fuoriesce. Non so se ti è mai capitato di mettere le patate in ammollo e poi dopo un po' esce questa patina, questo colorino un pochino più beggiolino, più torbida l'acqua. Ecco, sì, quella è la parte dell'amido che va via, quindi si io rendono questo lo ancora faccio di più sempre. leggere. Io questo lo faccio sempre, è una pratica che faccio sempre. Ottimo, Qualsiasi brava, tipo sia la brava. preparazione delle patate, in base a quello che servono, o li devo friggere o li faccio magari in padella con i peperoni, qualsiasi tipo di lavorazione, quando io taglio le patate, ho sempre, è buona abitudine, li metto nell'acqua e li lascio nell'acqua. Vabbè, li lavo ovviamente e poi li lascio nell'acqua, ma è una cosa che mi ha insegnato mia mamma, di Sì, lasciarle sempre nell'acqua. E poi al momento brava. del, diciamo che mi servono Certo, per le certo. preparazioni, li prendo tranquillamente. Ovviamente non avevo pensato a questo fatto, dell'amido, della cosa, questo non la... Però siccome mia mamma lo faceva, lei sosteneva questa tesi e quindi io la faccio. Però vedi, effettivamente non ero consapevole che Sì. effettivamente era un'ottima pratica, insomma, ecco. Per me era Certo, solo poi un bisogna fatto... anche capire quale tipo di patata utilizzare. Per esempio, per gli gnocchi di solito si predilige quella rossa, con la buccia rossa, perché appunto è più morbida e meno ricca di fibra rispetto a quella pasta gialla. Però, Bina, ti posso dire una cosa, io utilizzo la patata della Sila e ti Ottimo, dico, vabbè, quello è un altro discorso, eh, certo. cioè gialla va benissimo per tutte le Sì, 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 preparazioni. dipende poi dalla provenienza. Noi abbiamo questa ricchezza che è la patata della Sila, veramente è un toccasana, nel senso che comunque ci sono altre patate in commercio, ma la nostra, non perché è nostra, ma è davvero ottima per le preparazioni che stiamo facendo. Certo, poi c'è sempre l'eccezione, giustamente. Allora, a questo punto, Bina, non so, io per quanto riguarda il sugo, io intanto che metto a cuocere questi gnocchi, cosa ci vuoi? Io ho fatto semplicemente un sugo di pomodoro e poi lo utilizziamo negli gnocchi e li passiamo un pochettino al forno. Quindi li devo cuocere un pochettino e poi il sugo, te l'ho detto, è semplice. Si potrebbe fare anche con l'aggiunta di carne trita, magari un misto. Insomma, che dici? È preferibile un sugo semplice di pomodoro oppure con la carne trita? Sì, ok, dà più sapore, però magari a livello nutrizionale la differenza che ci può essere tra tutti e due.
Come no, certo, certo, naturalmente a livello nutrizionale io prediligo, anche se poi dopo ci aggiungiamo un po' di formaggio, non so, però meglio non appesantire ancora di più perché, esempio, abbiamo poi due proteine, se noi utilizziamo la carne trita e poi aggiungiamo il caciocavallo oppure un formaggio che può essere grattugiato, pecorino e affini, quindi abbiamo poi due proteine. Invece se noi li lasciamo con un sugo semplice e abbiniamo poi naturalmente il caciocavallo è già diverso. Io volevo descrivere un po' questa salsa di pomodoro che stai adoperando. In effetti sono dei potenti antiossidanti naturali, davvero di valore biologico eccellente, è un ortaggio coltivato in tutto il mondo dopo la patata, quindi è una pianta di origine del Sud America ma anche oggi viene coltivata in tutto il mondo. L'unica cosa è che bisogna stare attenti perché appartiene alla famiglia della Solinaceae e fanno parte anche i peperoni, patate e melanzane, quindi attenzione perché si potrebbe avere dei fenomeni allergici in quanto sono ricche di stamina e contengono nickel. In effetti i frutti della pianta sono appunto i pomodori e ne esistono in diverse dimensioni e colori. Quindi quelle più conosciute sono i San Marzano, i piccadilli, insomma il naso di canne che proprio è a forma per fare poi, tra virgolette, in estate le famose capresi. Bisogna, vi raccomando, prediligere prodotti di stagione o comunque se uno ha un orticello, ancora meglio, o comunque utilizza i prodotti stagionali, li congela e poi li utilizza quando è necessario. In ogni qual modo, ripeto, se non sono di stagione, preferirei che voi, non, cari amici, non ne utilizzasse per evitare di avere poi problemi di intolleranze o comunque di aggiunta di pesticidi, di concimi, eccetera. Quindi sei d'accordo con me, cara Graziella? Come no, certo, certo, io sono molto, per me la stagionalità è tutto. Almeno in cucina, cioè, per me è importantissima, infatti io cerco sempre di sfruttare il prodotto di stagione, cioè a me io non mi sogno di mangiare l'anguria a dicembre, voglio dire, tanto per fare un esempio estremo. Quindi sugli Certo, ortaggi, certo, come no. sì, io capisco che mo ci sono anche le serre, quindi magari una melanzana la possiamo trovare anche a dicembre perché ci sono le serre, quindi va bene così. Però io la melanzana la mangio ad agosto, a settembre, Meglio cioè di voglio no dire. perché poi li paghi il doppio e non si capisce nemmeno da dove arrivano. No, e poi io poi sono, sarà che sono pesante, sarò sciolaca, si dice in un paese mio. No, no, sei precisa, non L'etichetta per me sciolacca. è importante, cioè se è provenienza Italia bene, se proviene da altre parti io non li prendo. Mi Certo, perché dispiace, la diciamo che a livello globalizzazione, nutrizionale quello che... abbiamo solo 18 calorie, però poi se uno ne mangia in esagerazione possiamo avere poi problemi di emorroidi, insomma bruciore di stomaco, reflusso, eccetera. Quindi come tutte le cose dobbiamo stare attenti in primis alla provenienza e in secundis anche alla quantità, insomma, né di più e né di meno. Certo, certo. No, e te l'ho detto, per me è molto importante la stagionalità, io non preferisco così, voglio dire, niente di che. Nel frattempo noi abbiamo messo l'acqua a Bina perché gli gnocchi, diversamente dai cavatelli, necessitano di cottura un paio di minuti, giusto il tempo che si alzano. Per cui, e poi non li condiremo semplicemente così, ma li metteremo in una teglia e li passiamo 10 minuti in forno. Vengono meglio, insomma, ecco, hanno più sapore. L'acqua sta Certo. quasi per bollire e quindi aspettiamo un po' e vediamo il da farsi, diciamo. Cosa ci metti sopra gli gnocchi poi? Niente? Allora, sempre lo stesso discorso, Bina, volendo, perché io poi condisco gli gnocchi in una ciotola, nella pentola, con il sugo e Sì. tutto. Metto un po' di caciocavallo, a rigore si ci potrebbe mettere anche del formaggio. Io ormai per me è una pratica normale che non lo metto, per me è scontato non Sì, metterlo. sì, certo. E poi li facciamo, diciamo, gratinare in forno 10 minuti. Intanto lo accendiamo sto forno che così si riscalda. Sì. E Nel quindi giusto frattempo, il se tempo di vuoi, ti far dico sciogliere. qualcosina per quanto riguarda il caciocavallo che appartiene alle nostre radici.
E infatti giusto il tempo di far sciogliere il caciocavallo, perché tanto il sugo è cotto, scusa, il sugo è cotto, la pasta, gli gnocchi sono cotti, per cui è Gnocchi. giusto il tempo di far sciogliere sto caciocavallo o comunque di farli gratinare un pochettino in forno, tutto qua. Per questo, e poi è una sorta di pasta a io ormai l'ho sempre fatti così perché li facevo alle ragazze, alle mie nipoti, quindi ormai è diventato una Un pratica rito. normale, diciamo, farli in questo modo. Perché Certo, camuffavo pure certo. questo verde, camuffavo questo verde nel forno. E quindi li faccio così, ma te l'ho detto, giusto quei 10 minuti di far sciogliere un po' il caciocavallo. E poi sono i colori dell'Italia, se vai a vedere. Sempre. Eh, L'Italia se est. in effetti, certo, il caciocavallo è un formaggio stagionato a pasta filata tipico dell'Italia meridionale, quindi appartiene alle nostre zone. È un prodotto con il latte di vacca aggiunto il caglio, fermenti lattici e sale. Purtroppo è un po' calorico perché per 100 grammi abbiamo 439 calorie. Il nostro è quello Silano DOP, ricco di fosforo, ferro, calcio, insomma anche per l'accrescimento delle ossa, il mantenimento, gruppo B, vitamina A, vitamina E. È un formaggio non tanto magro, ma che ogni tanto ci sta, si può fare uno strappo alla regola, no? Per godere poi al meglio i piaceri della vita, sempre l'utile al dilettevole. Naturalmente si può anche utilizzare, giustamente come diceva Graziella, un altro tipo di formaggio che non è per forza il caciocavallo, ma anche per esempio un formaggio grattugiato, insomma, che comunque è ricco di calcio. Poi dipende sempre dalla qualità della stagionatura del formaggio stesso. Abbiamo quello 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi e nei casi più circuiti diciamo che abbiamo anche 48 mesi, ma è difficile da reperire. Un formaggio grattugiato che può essere anche di natura podolica in base alle razze poi dell'animale. È ovvio che il formaggio grattugiato è senza lattosio e può dare meno fastidio se è stagionato. Più è fresco e più contiene lattosio, potrebbe dar fastidio ai soggetti intolleranti al lattosio. Più è stagionato e invece questi disagi non ci sono perché la quantità di lattosio è nulla o quasi minima parte, insomma. Invece poi se parliamo della ricotta dura, lì andiamo su un discorso ben diverso perché in effetti per 100 grammi di Eh prodotto sì. purtroppo abbiamo sulle 382 calorie, quindi è molto saporito, oltre ad avere potere calorifico eccellente, è un prodotto alquanto energetico. Insomma, ci sono tutte queste varianti, ma noi seguiamo la ricetta classica e tradizionale, quella più semplice che poi è quella più buona. Benissimo, benissimo. Nell'attesa che l'acqua bolle, mi ero scordata di farvi vedere le cozze gratinate, quindi le ho impiattate in un bel piatto e ve li faccio vedere, così poi noi ce li mangiamo. Vedete? Sono bellissime, semplicissime, hanno un profumo che voglio dire, eh, ed è un altro piatto che a noi, almeno a me, fa impazzire e credo che un po' sono quelle cose che piacciono a tutti. Ok? Complimenti. Bina, li devi assaggiare. Bina, li devi Lo assaggiare. so. E allora, praticamente qua ancora l'acqua fa i capricci e quindi a questo punto ci rivediamo per l'assemblaggio di questi gnocchi e per metterli in forno alla prossima puntata. Mi raccomando, seguiteci. Bina, che dire, sempre preziosissimi i tuoi consigli, le tue chicche, è un piacere sentirti e ci Grazie vediamo alla cara, alla prossima. prossima. Ciao Bina, un bacio a Ciao tutti ciao, e ciao. buon appetito se non avete ancora mangiato. Ciao!